Buonasera a tutti amici ed amiche di Sporthouse FUG per la seconda giornata del campionato di Serie C maschile Friuli Venezia Giulia. Siamo al Pala Benedetti di Udine per assistere alla sfida tra Udine Basket Club e Corno di Rosazzola Calligaris. Calligaris uscita vittoriosa dalla prima sfida contro Sacile Basket, in quella che è un po' la casa di Sacile Basket, visto che si giocava a Sacile, ma per il Basket Day, quindi tutte le squadre nella stessa location per 2 giorni di gare, sabato e domenica scorse. Invece per l'UBC sconfitta netta nella prima giornata contro 3S Cordenonse, 85-61 il punteggio impietoso per i pordenonesi, che bisogna dirlo sono una delle squadre più attrezzate del campionato. Stasera quindi volontà di riscatto per l'UBC e per il Corno, trovare nuove certezze in un roster ancora un po' corto a causa di diversi infortuni per la squadra allenata da coach Andrea Beretta, che ritrova però oggi Massimiliano Bosio, classe 89, lo vedrete in campo con il numero 9. Ancora assente Alessio Zaccheli. Arbitreranno il match Giacomo Gorza e Edwin Jebic. Ancora 50 secondi all'inizio della partita. Classifica in questo momento quindi vede 5 squadre a punteggio ovviamente pieno, che sono la Dinamo Gorizia, la 3S Cordenonse, Humus Sacile, Contovel e Corno di Rosazio. Invece a 0 punti Sacile Basket, Vis Spilimbergo, Libertas San Daniele, Udine Basket Club, Longobardi Cividale, Basket Trieste. Ancora 0 punti, in realtà questo non ne sono sicuro, potrei dire una fake news perché hanno giocato ieri sera, ma non so il risultato di Basket Trieste contro Libertas San Daniele. Ipotizzo una vittoria di Basket Trieste, ma non ne sono certo. E dunque Basket Trieste che comunque ha riposato nella prima giornata, 11 le squadre infatti in questo campionato, motivo per cui non ci sarà una promozione diretta in Serie B interregionale, ma la vincitrice del girone Friuli Venezia Giulia dovrà vedersela con la vincitrice del girone della Sardegna, dove altre 11 squadre si affrontano in quest'annata 2023-2024, e lo spareggio tra le due decreterà la promossa in Serie B interregionale. In campo già l'UBC. Andiamo a vedere i titolari per la squadra di Massimiliano Basso. Abbiamo con il numero 6 Giacomo Trevisini, l'ex del match per lui l'anno scorso, un secondo posto in campionato con il Corno di Rosazzo, con la Calligaris dietro alla Dinamo Gorizia. Poi c'è con il numero 8 Cautiero, con il numero 12 Pignolo, con il numero 10 De Simon, con il numero 28 con il numero 28 Stefano Monticelli, pardon. Monticelli Cautiero l'anno scorso a Pordenone in Serie B. Scusate, in Serie C Gold. Quest'anno Pordenone è in Serie B interregionale. Per invece la Calligaris, intanto la partita sta per iniziare. Eccolo la palla, 2, vince Corno di Rosazzo con Enrico Zorzuti che prende il pallone, subito la scambia con Mainardi. Mainardi vuole andare da Gallo, acquisto nell'estate per la Calligaris. L'anno scorso Gallo era a Codroipo che però quest'anno non farà nessun campionato di prestigio, di livello. Perde subito palla la Calligaris. Gallo tra l'altro fratello di quel Gallo che sta facendo molto bene in A2 con Piacenza. Dal fondo c'è Monticelli, raccoglie la palla Cautiero a sinistra, il pick and roll, il repick con De Simon. Ecco Cautiero che si allarga da 3 punti, prende la tripla, spara, la sbaglia. C'è il rimbalzo da parte di Tommaso Silvestri. E allora Gallo, il playmaker abbastanza alto, abbastanza grosso per la categoria, batte subito con il primo passo De Simon che commette fallo, sarà rimessa dal lato per la Calligaris. Tanto ovviamente, come al solito, mi dimentico di far partire il tempo. 9-18. Per fortuna nessuno ancora segnato, quindi non mi sono perso molto. Gallo, forte col primo passo, va su, forse il fallo di Pignolo, non arriva il fischio. C'è Baldina rimbalzo, non va però il numero 10, allora d'altra parte con De Simon. Ancora il pick and roll tra Cautiero e
Trevisini, si va da De Simon, gioco a 3, triangolo lì a sinistra, poi arriva Monticelli, tiro che da 2 punti, viene sputato fuori dal ferro, c'è il rimbalzo offensivo di Pignolo, poi la palla sporcata da Mainardi che recupera il pallone, scambia con Silvestri, ancora Mainardi, il blocco proprio del numero 18, Silvestri, Mainardi va da Zorzutti, ancora Mainardi, Silvestri va su, non arriva il fallo, lotta a rimbalzo Silvestri, niente da fare per lui. Questa volta il pallone cade nelle mani di Cautiero che vuole andare lui uno contro uno contro Baldin. Fanno sportellate 2, va su Cautiero con la mano mancina. Fa 2 punti. 2-0, i primi 2 punti dopo quasi 2 minuti di gara. Baldin. Mainardi sotto da Silvestri. C'è il mismatch favorevole contro Cautiero, anzi neanche troppo. Infrazioni di passi di Silvestri. Trevisini. Monticelli raccoglie la palla. Eccolo De Simon. Il blocco di Cautiero riceve Pignolo che si gira con una bella virata sul piede perno. Va a segnare il 4º punto per l'UBC. Gallo, Mainardi, Silvestre aspetta l'uscita di Gallo, il backdoor di Gallo che va su, forte canestro, c'è il fallo fiscato ai danni di Luigi Cautiero che manda in lunetta Federico Gallo. Primo tentativo dalla lunetta per Gallo, non lo manda a bersaglio, l'errore intanto c'è stato il cambio per la Calligaris, è entrato con il numero 21 Matteo Baissero. Assegno sul secondo tentativo. Blocco di Pignolo, proprio Baissero a cambiare su Trevisini, rimbalzo di Gallo che spinge non con veemenza ma con intelligenza i 2 punti di Federico Gallo. E finora la Calligaris si chiama Federico Gallo, solo lui a segno. Trevisini gioca proprio contro Gallo, si arresta, il tiro è corto, il rimbalzo è di Baldin, forte con quelle mani, si apre proprio per Gallo sulla sinistra, attende, batte, De Simon bravino a stargli un pelo dietro, lo scargo nell'angolo, c'era spazio per numero 6, il primo è stato di Zorzutti, poi rimbalzo offensivo di Baldin. Porta in vantaggio Corno di Rosazzo per la prima volta in questo match. 5-4. Cautiero va su, il fallo. Fallo di Baissero. Baissero classe 2004. Per lui 6 punti nella precedente sfida contro Sacile Basket. Errore di Cautiero nel primo tiro. Zero su 2 per Gigi Cautiero. E allora dall'altra parte c'è il fallo. Sicuramente il contatto subito da Gallo. Non ho visto la chiamata dell'arbitro. Non deve essere una chiamata a favore di Corno, viste le proteste di coach Beretta. Rimessa dal fondo.
No, solo gioco interrotto, dunque 12 secondi da giocare, non si riporta a 14. Eccolo Gallo che sembra essersi ripreso, importantissimo per l'economia del gioco di Coach Beretta in company. Issero si arresta, deve tornare fuori dove c'è Baldin, decide di prendersi la tripla, è stortissima. E allora il rimbalzo in 2 tempi di Pignolo che conduce la transizione offensiva per Udine. Monticelli non ci pensa 2 volte, la spara oltre l'arco dei 6,75, non va il tiro per Monticelli. Allora si corre subito dall'altra parte con Zorzuti qua su con la mano più vicina al ferro, viene stoppato, comunque la palla viene sporcata, si rimane in... Anzi no, riconquista la palla UBC, palla persa dunque per Corno di Rosazzo. Trevisini. Non arriva l'uscita di De Simon, vanno avanti col gioco, si allarga in angolo. Per i 2 punti, Monticelli. Nuovo controsorpasso per l'UBC, partita che lentamente sta prendendo un po' di ritmo, molto lentamente. 6-5 dopo metà periodo non è abbastanza, o meglio, bisogna buttarla allora sulla difesa, un altro errore per Zorzuti. Trevisini, De Simon il gioco a 2 con Cautiero, non c'è spazio, deve giocare 1 contro 1 contro Mainardi, deve andare dall'altra parte del gioco. De Simon, l'errore di De Simon, il rimbalzo dello stesso numero 8 in maglia Calligaris che spinge il contropiede, aspetta Zorzuti, poi Gallo ha tanto spazio, decide di aspettare, arriva la contestazione al tiro di Trevisini, c'è l'errore di Gallo, il blocco portato da Baldin proprio per il numero 19. Mainardi si fa sotto da Baldin. L'anno scorso Baldin in C-Gold in Puglia ha curato il canestro di Baldin. 7-6. Perde palla Monticelli, non fischia l'arbitro, allora c'è Gallo a correre, a tirare in contropiede contro 3 giocatori di Udine. Alla fine arriva l'errore sul primo tentativo, poi riprende il rimbalzo e fa end one. Saranno 2 punti più il viaggio in lunetta per lui. Timeout voluto da coach Massimiliano Basso. Allora anche noi ci prendiamo un minutino di pausa, restate qui. Di nuovo in campo per i 2, anzi per il libero di Federico Gallo. Con la possibilità di portarsi addirittura sul più 4. Sarebbe il massimo vantaggio. Già più 3 è il massimo vantaggio di oggi. Eccolo il più 4, firmato Gallo. In questo momento situazione falli, vede 3 falli per l'UBC, un fallo solo invece per Corno di Rosazzo. Monticelli, forse in fazione di passi su quel
la partenza, Pignolo, gli copre un po' la visuale sul canestro, arriva alla fine il fallo commesso dal numero 9, appena entrato in campo, stiamo parlando di Bosio. Secondo fallo di squadra per la Calligaris, che regala 2 viaggi in lunetta a Monticelli. Monticelli è stato nettamente il miglior marcatore per Udine nella prima giornata nel Basket Day di Sacile, 14 punti per lui, l'unico in doppia cifra. Fa 2 su 2 dalla lunetta, allora riporta a meno un possesso la sua squadra. Baldin fa sportellate contro Pignolo. Se l'era giocata abbastanza bene Pignolo, poi è arrivato il fallo in extremis perché Baldin era stato bravissimo a roteare sul piede perno, andare a giocarsi da solo 1 contro 0 il canestro. Intelligente il numero 12 in maglia bianco-blu a commettere fallo, anche perché è solo il quarto fallo, quindi non c'è bonus. Quando mancano 3 minuti e 23. Gallo contro Favero, appena entrato in campo, il classe 02 2002. Lo scarico di Gallo per Baldin. Airball clamoroso di Baldin. Palla persa in questa circostanza da corno di Rosazzo, che non riesce a toccare il ferro entro i 24 secondi. Trevisini, lo scambio con Favero. Doppio blocco orizzontale per Monticelli, che riceve ora Carnielli, anche lui appena entrato, ingresso in questa partita per Carnielli. Il tiro è però di Monticelli, che sbaglia, non vuole sbloccarsi Monticelli. Allora c'è Bosio che va fino in fondo, anzi no, c'è lo scarico in angolo per il neo entrato, anche lui Cossaro, ex Dinamo se non erro. No, scusate, ex Dom Gorizia. Carnielli, il blocco per Trevisini, arresto e tiro per Trevisini, che va a segno finalmente 10 pari e si sblocca Trevisini. Cossaro, ecco l'ex Dom Gorizia che palleggia, commette però infrazione, anzi no, fallo in attacco, c'è stato sul blocco portato per Cossaro. Palla dunque recuperata, doppio cambio, triplo cambio, 2 per Udine con ingresso in campo di De Simon e di Barazzutti, Riccardo Barazzutti. Invece per la Calligaris è rientrato in campo il numero 18, Tommaso Silvestri. Vedete già così un po' le cortissime rotazioni per la Calligaris. Fa girare nettamente di più i suoi uomini, coach Basso. Favero incaricarsi della rimessa dal fondo, intanto che i direttori di gara sistemano il cronometro e la situazione al tavolo. Ecco, si può riprendere in questo momento Barazzutti. L'uscita di Carnielli, si va invece da Pignolo. Carnielli, eccolo che riceve. Barazzutti, il taglio di Pignolo. Vede il taglio di Carnielli. Bellissimo passaggio di Pignolo. Carnielli però non lo capisce. Ma Barazzutti deve andare col tiro della speranza. Il rimbalzo era di un giocatore in maglia bianca. Si trattava di Favero. È arrivato il fallo di Cossaro. Sarà rimessa dal fondo. Ancora per l'UBC, 10 pari. Ancora 1 minuto e 55 da giocare. Time out chiamato da coach Beretta. È proprio così, time out voluto dal coach da Calligaris. Allora noi ci prendiamo un minutino di pausa, esattamente come i giocatori.
Siamo tornati. Barazzutti nell'angolo da Carniello. Carnielli o Carniello? Mi sbaglio sempre. Carnielli, pardon. È arrivato il tiro, mentre cercavo il nome di Carnielli, è arrivato il tiro di Barazzutti con tanto di fallo poi subito da Pignolo a rimbalzo. Visto il bonus, sarà nuovo viaggio in lunetta per Pignolo. Mentre coach Beretta invoca la difesa. Probabilmente sarà difesa a zona per la Calligaris. Sul cubo dei cambi è già pronto Baldin per un veloce rientro in campo. 0-2 per Pignolo. Cossaro, la palla che arriva a Bosio, vuole tornare, anzi vuole giocarsi il pick and roll, ma non serve a nulla, deve inventarsi qualcosa e l'invenzione non arriva. È una pessima azione da parte di Bosio, privo di idee in attacco. Eccolo l'ingresso in campo di Carlo Baldin. Difesa a zona, l'avevamo azzeccata l'intuizione di Simon. Ricciola va a prendersi il tiro, niente da fare. C'è però anche il rimbalzo, anzi c'era quasi il rimbalzo per De Simon. La palla gli sfugge dalle mani, allora Gallo, il tiro in sospensione di Gallo, c'è il rimbalzo di Baldin, non va per l'ex basket corato in Puglia, l'anno scorso in C-Gold. De Simon rifiuta di attaccare il pick and roll, vuole andare a sinistra. Carnielli non sa bene a chi rivolgersi. Favero con tanto spazio. Non c'è contestazione da parte di Cossaro. E allora il tiro sbagliato di Favero. Ancora 27 secondi. Bosio prova a inventarsi qualcosa anche in questa circostanza. Poche idee in attacco per la Caligaris. Questa volta però gli va dritta. Saranno 2 tiri liberi per lui, ha subito fallo. Doppio cambio, anzi singolo cambio per la Caligaris. Fuori Gallo, è entrato con il numero 8 Mainardi. Doppio cambio pronto anche per Rubici in caso di canestro segnato. Non va a segno però Bosio. Ancora 10 pari. Punteggi bassissimi questa sera al Palasport Benedetti. Fuori Carnielli, fuori anche Favero. Entrano con il numero 6 Trevisini, con il numero 28 Monticelli. Barazzutti rischia qua di perdere l'aggancio sul pallone. De Simon ancora a zona 3-2 per, anzi una 2-3 per la Calligaris. Trevisini muove il pallone, palleggio, lo scarico nell'angolo, cioè De Simon, l'arresto, va a tirare De Simon, bella soluzione da parte del numero 10 maglia bianco-blu. Poi il tiro di Cossaro è corto, allora finisce qua il primo periodo di gioco sul punteggio di 12-10. 2 minuti di pausa e torniamo qua in diretta dal Palasport Manlio Benedetti.
Eccoci pronti a ripartire. Esordio in questo secondo quarto e nel match in generale per il numero 4 dell'UBC, ovvero Riccardo Bovo. Grande specialista del tiro da 3 punti Bovo. De Simon, il palleggio verso il tiro, cortissimo. C'è Bosio a rimbalzo che corre nell'altra metà campo, quella della Calligaris. Il blocco portato dal numero 10. Poi il pallone in qualche modo arriva nelle mani di Tommaso Silvestri. Di nuovo in parità al match. Bovo nell'angolo dove c'era De Simon. Subisce fallo De Simon. Prima probabilmente il passaggio era per Baldin, ma se l'hai ritrovato in mano Silvestri, meglio per la Calligaris ovviamente. De Simon sul fondo deve scaricare, dove c'è Bovolo, extra pass per Barazzutti! La tripla del numero 14 in maglia bianco-blu. Poi Bovo commette fallo nel tentativo di rallentare la transizione di Mainardi. Ma abbiamo visto la prima tripla della partita da parte di Barazzutti dopo una bella circolazione di palla per l'UBC. È ripartito il gioco al Benedetti. Silvestri, Bosio vuole andare sotto da Mainardi che ha vantaggio fisico contro Bovo, lo insegue Bovo, c'è la palla però di Cossaro, il blocco di Baldin, che va a lottare il rimbalzo dopo l'errore di Cossaro, ancora Baldin, dopo un secondo errore è arrivato il canestro decisivo, -1 Corno, 8:30 alla fine del secondo quarto, infrazione di passi commessa da Bovo, non un grandissimo ingresso in campo per lui, buono l'assist, ma poi un po' di frenesia nel resto delle scelte, ecco. Bosio si va da Silvestri, Cossaro, il taglio di Mainardi, vuole andare Bovo Mainardi con 1 contro 1, il blocco portato da Baldin, c'è vantaggio per Mainardi, lo vede, tira, segna Mainardi. Sorpasso per la Calligaris. Adesso Bovo che si fa un pelo timido contro Mainardi che ha vantaggio sia in centimetri che in chili. Leban anche lui appena entrato in campo. Già 2 campi pronti per l'UBC. De Simon, lo scarico per Bovo dall'angolino, non fa la soluzione di Bovo, allora De Simon a rimbalzo, il più piccolo in campo prende anche questo. È ovunque De Simon questa sera. Barazzutti ci va con un'altra tripla, ancora un errore da parte di Barazzutti. Cossaro poi prova a tenere in salvo quel pallone, in qualche modo ci riesce. Bosio viene fermato irregolarmente da Pignolo, non proprio d'accordo con la decisione dell'arbitro Pignolo, ma alla fine comunque ci sarà una rimessa laterale. Doppio cambio, eccolo, dentro Trevisini, fuori De Simon, dentro anche Cautiero, fuori Pignolo. Secondo fallo di squadra in questo quarto per l'UBC. Cambio anche per la Calligaris, fuori il numero 24 Cossaro. Rientra, anzi entra per la prima volta con il numero 25 Marco Biancuzzi, classe 2003. Mainardi, tanto spazio per lui, deve andare a marcarlo Cautiero che ha un netto svantaggio in termini di velocità di piedi. Eccolo Mainardi che si prende il tiro in ritmo e se si mette in ritmo Mainardi diventa abbastanza dura per gli avversari marcarlo. Attenzione Mainardi. Cambio, rientra Monticelli, fuori Leban. Ovviamente per l'UBC.
Ecco Monticelli, non ci pensa due volte, tabellata clamorosa da parte del numero 28. Forse c'era un fallo, non ha fischiato il direttore di gara, nessuno dei due. Mainardi, l'uscita di Biancuzzi, finta il passaggio, poi va dentro, si mette in proprio. Non è arrivato il canestro, è arrivato il fallo in attacco a rimbalzo da parte di Tommaso Silvestri. Se ne incarica, non c'è la protesta, ma vediamo un po' di dubbio sul suo volto. Non sicurissimo di questa chiamata. Barazzuti, ma il pressing fin dal fondo campo di Biancuzzi. Ancora una difesa. No, adesso siamo a difesa uomo per la Calligaris. Cautiero, l'errore di Cautiero. Adesso l'UBC ha pochissime idee. Almeno in attacco, in difesa si salva grazie a questi errori madornali da parte della Calligaris. Poi vola in contropiede con Bovo. -1. Tanti errori da una parte e dall'altra favoriscono i contropiedi. Esce dal campo proprio Bovo che si è sbloccato. Almeno in termini di punteggio entra in campo per il playmaker Favero, secondo playmaker dell'UBC. Entra in campo anche Carnielli che saluta il pubblico. C'è poco da salutare in questo momento, eh. Va bene. Mainardi, Silvestri, Bosio, sale in punta Biancuzzi. Mainardi, bello step back di Mainardi, pulitissimo il numero 8 in maglia biancorossa. Mainardi la sta facendo veramente da padrone in questo secondo quarto. Poi il fallo in attacco, peccato perché Trevisini aveva tratto un super canestro. Si riparte con la rimessa laterale per gli uomini di Andrea Beretta. Bosio. Il blocco portato alto da Baissero. Poi palla persa proprio da Bosio, che riconsegna la sfera nelle mani udinesi. Trevisini, l'ex del match, come abbiamo già osservato a inizio partita. Favero dopo lo scambio con Cautiero. Ecco di nuovo Cautiero. Monticelli, ancora il numero 8. Bel primo passo di Cautiero lassù. C'era sicuramente il fallo non sanzionato dall'arbitro. Allora c'è però il canestro dopo il rimbalzo offensivo di Carnielli. Bosio. Biancuzzi, la finta di passaggio. Si stacca su di lui Monticelli, sapendo che Biancuzzi non sarebbe andato a tirare. Un po' di bullismo per Monticelli contro Biancuzzi. Ecco, cambio, rientra Federico Gallo. Fuori Bosio. Ci sarà viaggio in lunetta per Mainardi che aveva subito fallo dopo la penetrazione. Non era arrivato il tiro, ma essendoci già il bonus esaurito per l'UBC, viaggio in lunetta per lui. Secondo quarto decisamente più vivo dopo che il primo era terminato sul... Boh, quanto era terminato il primo? 12-12. 12-10. Punteggi bassissimi. Qua diciamo che siamo già su un'altra prospettiva nei termini dei 40 minuti. Giustamente uno dice una cosa, fanno il contrario. Doppio errore ai liberi per la Calligaris, per Mainardi che era in fiducia, quindi è ancora più strano questo dato. Lo scarico di Cautiero nell'angolo. C'è un po' di confusione, tanta confusione per l'UBC. Prova a metterci ordine Trevisini, lo scarico per Cautiero che va al tiro da 3 punti! Gigi Cautiero! Fallo antisportivo per Federico Gallo che si arrabbia tantissimo. Fallo subito
da Trevisini, molto furbo nel far cadere nel tranello l'avversario. C'è subito pronto il cambio, rientrerà Bosio, uscirà probabilmente Gallo. Vanno a chiarirsi i due, nessun problema. Sono 2 tiri liberi per Trevisini. Ovviamente 2 tiri liberi senza la possibilità di andare a rimbalzo. Ci sarà anche il possesso extra per gli uomini di Coach Basso. Buona la prima per Trevisini. Buona anche la seconda. Ora il punteggio vede l'UBC davanti di 4 punti, cosa mai successa finora. Dunque, inerzia che si è leggermente spostata da una parte all'altra del campo. Eccolo Trevisini che prende subito la palla in mano. Monticelli rischia di perdere la sfera. Tantissimo spazio. Una prateria per Gigi Cautiero. Seconda tripla in fila per lui. Time out chiamato da coach Beretta. E anche per noi un minutino di pausa. Riprende il gioco con l'inerzia adesso che è nettamente nelle mani dell'UBC. Cossaro. Con il numero 24 che palleggia. Il passaggio per Bosio. Biancuzzi prova a battere Cautiero. Fa buona guardia Luigi Cautiero. Tant'è che il rimbalzo premia l'UBC. Povero Cautiero, c'è spazio per lui. Batte Biancuzzi. Spazio per Carnielli, anzi no. Trevisini non sfruttato bene da Carnielli, il vantaggio creato da Cautiero. Bella azione di Udine che trova libero Favero dall'angolo. Sbaglia clamorosamente un tiro che sembrava già fatto. Non che fosse facile, ma c'era tanto ritmo per lui. E tanto spazio, soprattutto. Biancuzzi. Silvestri fuori da Mainardi, torna indietro, vuole giocarsi 1 contro 1 contro Favero e gli mette la mano in faccia. L'errore di Mainardi che adesso sta iniziando a perdere qualche colpo, complice sicuramente la stanchezza sul cubo dei cambi. Vediamo indirizzarsi Baltin. Trevisini, però l'errore di Trevisini, rimbalzo di Mainardi, si corre in questo frangente di partita. Cossaro rischia di perdere il pallone. Silvestri lo perde lui il pallone. Favero, c'è spazio per Monticelli. Il fallo di Mainardi che ferma la transizione, fallo intelligente questo da parte del numero 8 Mainardi. Anzi no, mi correggo, fallo non intelligente perché il bonus era già esaurito, dunque sarà viaggio in lunetta. Mi ricorreggo, il bonus è esaurito dalla prossima azione, dunque ci sarà rimessa dal fondo per Udine, rimessa laterale per Udine.
Non ne ho azzeccata una in questa azione, pazzesco. Ma va bene così. De Simon. No, scusate, mi sono perso un'azione, stavo guardando cosa succedeva in tribuna. Pardon, ma torniamo a vedere cosa accade in campo con l'infrazione di passi di Baldin, che torna sconsolato nella metacampo difensiva. Altra palla recuperata e altra palla persa di questa partita. Recuperata per Udine, persa per la Calligaris. De Simon. Trevisini, l'uscita dai blocchi è di Monticelli. L'ultimo tocco è stato ovviamente di Bose, infatti la palla verrà rimessa da Trevisini, quindi dall'UBC. De Simon l'uscita, riesce a ricevere. Ecco De Simon, doppio blocco in punta per lui, non c'è spazio in quel pitturato, la palla persa di Carnielli che non ha mani saldissime, diciamo così. Silvestri, Bose non ci pensa mezzo secondo! La tripla di Bosio, Massimiliano Bosio. Dà un po' di linfa vitale a Corno di Rosazzo, 27-23. Poi c'è Carnielli che rolla bene, 29-23. Adesso stiamo vedendo una partita decisamente più carina rispetto a quella del primo tempo. Ancora Bosio! 3 punti! 6 punti di fila per Massimiliano Bosio. Trevisini. Cautiero. Cautiero. Altri 2 punti e quindi botta e risposta. Finalmente la partita si è accesa al Pala Benedetti. Mainardi. Il blocco portato da Silvestri. C'è Baldin, il blocco, il consegnato di Baldin che rolla dentro. Mainardi vorrebbe andare attraverso un triangolo proprio da Baldin. Cerca Cossaro che però era in posizione sbagliata. Quando c'è un pick and roll di quel tipo centrale, la guardia, l'ala opposta deve alzarsi a cercare di essere un appoggio per il portatore di palla e per cercare una triangolazione con il rollante. Non è accaduto, palla persa dalla Calligaris. Trevisini con gli ultimi quasi 30 secondi di questo primo tempo, 31-26. Bonus esaurito da entrambe le formazioni, palla persa da Monticelli. Cossaro corre in contropiede, 22 secondi sul cronometro. Vorrebbe andare da Silvestri, anzi Silvestri vorrebbe il pallone. C'è però l'ordine da parte della regia di aspettare fino all'ultimo secondo possibile, che è tra 5, 4, 3. Il tiro di Mainardi non va a segno, c'è il rimbalzo di Baldin. 31-28. Poi non va, anzi non arriva nemmeno l'ultimo tiro di questo secondo periodo per l'UBC, che perde l'occasione di chiudere con l'ultima soluzione questo primo tempo. Allora, Corno di Rosazzo si rifà sotto minacciosa dopo 20 minuti di gara. 31-28 il parziale, 10 minuti di break. Ci rivediamo qui, non scappate.
Eccoci di nuovo in diretta dal Palasport Mario Benedetti. E la prima azione è una palla persa per Corno di Rosazio. Diciamo che non inizia così nel migliore dei modi la squadra di coach Beretta, però si lamenta con gli arbitri per mancati fischi. Cautiero gli fa consegnato per Monticelli, si arresta Monticelli, il passaggio per Cautiero, lo scarico da De Simon, il blocco, Monticelli rifiuta il blocco, va a giocare reject, l'arresto, il tiro, l'errore di De Simon, Baldin a rimbalzo con Mainardi, poi Cossaro, Gallo che è rientrato in campo con tanta grinta e Garra per andare al tiro ma lo sbaglia. Rimbalzo premia l'UBC, Trevisini a condurre l'azione. Proprio Trevisini prova la conclusione dalla lunga distanza, Mainardi a prendersi il rimbalzo, Cossaro, l'ex Dom Gorizia, vuole andare su, il tiro senza equilibrio, non arriva il fischio di Edvin Djebic. C'è la transizione di Trevisini che attacca le reject. Trevisini! Gallo. Baldin si va dall'altra parte dove c'è Mainardi. Ritrova la via del canestro. Il numero 8 in maglia Calligaris. Simon affrontato proprio da Mainardi. Il taglio. Si vede blocco Monticelli. Ecco il pick and roll di Carnielli. C'era l'errore. Il fallo di Carnielli a rimbalzo. Subito il fallo da Baissero. La rimessa verrà effettuata da Cossaro per la Calligaris Corno di Gorizia. Corno di Gorizia è bello. Corno di Rosazio. Pardon. Eccolo, Cossaro. Baissero. Arriva il ricciolo di Gallo che va su, non va a segno nel primo tentativo. Il rimbalzo offensivo, poi sul secondo rimbalzo offensivo arriva il fallo proprio di Gallo in attacco. Secondo fallo personale per Federico Gallo, si ripartirà da una rimessa dal fondo effettuata da Monticelli, mentre però il cambio per Udine esce Carnielli, rientra in campo Pignolo. De Simon. Pignolo. Cautiero. Sul Cautiero arriva la palla sporcata. C'era un fallo a mio avviso, non visto dall'arbitro. La posizione dell'arbitro non era la migliore per sanzionare quel contatto, non poteva vederlo da lì. Poi De Simon decide di spendere il fallo per interrompere la transizione offensiva della Calligaris. Si prende anche una bella botta in bocca. Non sembra sanguinante, comunque può continuare a giocare. Richiamo per coach basso da parte del signor Djebic. Dolorante di Simon. Mainardi. Gallo sulla destra. Esce alto Baldin, vuole andare da Cossaro, il ricciolo di Cossaro. Sceglie però Mainardi che era più lontano, più difficile per lui la ricezione. Baldin continua in continuità. Poi arriva la grandissima azione end one di Carlo Baldin che fa vedere i muscoli. 33. Niente da fare sul libero aggiuntivo per
Carlo Baldin, 0 su 1. De Simon è già nell'altra metà campo. Cautiero, bella finta di partenza a destra, va a sinistra, poi arriva l'aiuto di Baldin. Non riesce ad arrivare al fondo della retina Cautiero. Il fallo subito da Cossara, non arriva il fischio. Arriva il fischio però per il tiro di di Federico Gallo, che subisce fallo, avrà 2 liberi a sua disposizione. Buona la prima per Gallo. Buona anche la seconda, e con lui la Calligaris rimette il naso avanti. Trevisini, affrontato proprio dal numero 24 Cossaro. Favero appena rientrato sul parquet. Eccolo Favero che riceve. Dovrebbe andare da Trevisini, è consegnato corte spaziature. L'uscita, ecco che si ricompongono bene le spaziature. Monticelli, lo scambio con Cautiero. Favero, tanto spazio per lui, ma scadono i 24 secondi. Difesa a dire poco perfetta della Caligaris, ma qua dici, doveva arrivare al tiro assolutamente. 6-18 ancora a giocare. Time out voluto da coach Basso. Allora noi ci prendiamo un minutino di pausa. Mainardi a condurre questa prima azione offensiva per Corno di Rosazzo dopo il time out voluto da coach Basso. Gallo, difesa a zona per Udine. Cossaro tantissimo spazio, non un grande ritmo però. Non era prontissimo per questo tiro Cossaro, infatti l'ha sbagliato. Cautiero, tanto spazio per l'UBC per attaccare, vuole andare al tiro Monticelli, troppo morbido in questa circostanza. Si è accontentato di una soluzione concessa e non voluta dalla sua squadra. Già in bonus l'UBC, che infatti qua manda in lunetta Mainardi. Per Mainardi nella scorsa partita ben 13 punti, terzo miglior marcatore dei suoi. 19 per Cossaro, 18 per Gallo, 11 per Silvestri. Tutti gli altri sotto i 10 punti. 0 su 2 per Mainardi però. Favero. Prova ad andare dove c'è Barazzutti, ecco la ricezione di Barazzutti, esce dai blocchi Monticelli, riceve, numero 28, si allarga Pignolo, solo gioco fuori dall'area dei 24 secondi, è arrivato il fallo di Baldin a regalare qualcosa all'UBC che però non aveva creato praticamente nulla. In questo momento per l'UBC non c'è una dimensione, come dire, pitturato, nel senso che sono tutti fuori dall'area dei 6,75, nessuno che si propone dentro, dunque è anche più facile difendere per
Caligaris qua, Cautiero è arrivato bene a canestro, poi il fallo, anzi no scusate, l'errore e basta per Cautiero. Palla persa poi dall'UBC che non è riuscita a mantenere il possesso dopo il rimbalzo. Mainardi, ancora la zona per l'UBC con Barazzuti e Favero davanti, dietro invece ci sono Monticelli e gli altri due, Cautiero e Pignolo. Eccolo, il rimbalzo proprio di Monticelli e di Simon che lo vediamo andare sul cubo dei cambi assieme a Carnielli. Ma rimaniamo sul basket giocato. Cautiero. Il passaggio è per Favero, l'uscita di Barazzuti. Non riesce però a muoversi bene la difesa della Calligaris, stoppata molto molto bella di Baissero che recupera il pallone per Gallo, poi lo scarico nella destra dove c'è Mainardi, non va alla conclusione di Mainardi, poi ci ha provato proprio Baissero a prendere questo rimbalzo, decide di rallentare tutto e di calmare il gioco. Barazzuti, Pignolo, rischio di palla persa proprio per Pignolo, Cautiero contro 3, lo scarico Fabio, l'extra pass per Barazzuti dall'angolo, l'errore per Barazzuti, c'è Cautiero, anzi no, c'è Cossaro a rimbalzo, il fallo di Barazzuti che ferma il gioco. Ma non è un'idea intelligentissima quella di Barazzuti, perché lo sapete, il bonus è già esaurito, sarà viaggio in lunetta per Cossaro. Doppio cambio per l'UBC, dentro l'avevamo preannunciato De Simone e Carnielli, fuori Cautiero e fuori anche Monticelli, due ex Pordenone l'anno scorso in C-Gold, protagonisti della salita in B interregionale. Doppio cambio anche per la Calligaris, fuori Mainardi, fuori anche Baldin dentro in campo con il numero 8 Bosio, con il numero 19, scusate, con il numero 18 invece è entrato Tommaso Silvestri. Più 3 in questo istante per la Calligaris che fa 1 su 2 dalla lunetta con Gallo se non sbaglio, no, scusate, con Cossaro. De Simon va in angolo, marcato da Baissero, a vantaggio in velocità di piedi, batte infatti Baissero, poi lo servo per Carnielli che però non ha tanta fiducia nelle sue mani, infatti sbaglia il tiro, rimessa dal fondo quella che ci apprestiamo a vedere per la Calligaris. Cossaro, Gallo, quasi un triplo regista adesso per la Calligaris di coach Beretta, il canestro di Silvestri, 38-33. Nuovo massimo vantaggio per la squadra, proprio l'abbiamo appena detto, di coach Beretta. Pignolo deve attaccare, c'è il blocco forse regolare di Carnielli, non arriva il fischio. In ogni caso è arrivato l'errore di Pignolo. Corno nell'altra metà campo, Silvestri dialogano bene, adesso i giocatori di Corno di Rosazzo qua si infastidiscono l'un l'altro, Baissero e Gallo riesce comunque a segnare il 40esimo e 39esimo rispettivamente punti per la partita dei suoi. Pardona, stavo per staccare il microfono. È arrivato il canestro per l'UBC con Pignolo che si è involato verso il ferro. È anche caduto malamente a terra, si è subito però fortunatamente rialzato. C'è Gallo, questo fallo. Andrà lui adesso in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo tecnico sanzionato da Edvin Jebic contro l'allenatore di Udine che si lamenta per i mancati fischi nell'altra metà campo. Quindi 2 tiri liberi per Gallo, ma prima il tiro libero per il fallo tecnico che ha congelato il gioco. Doppio cambio per l'UBC. Dentro Trevisini, dentro Cautiero, fuori Favero, fuori anche Pignolo.
ripristinata la videocamera che ogni tanto fa qualche scherzetto, già tanto che finora non aveva fatto niente. Buono il primo tentativo per Gallo, che dunque avrà a sua disposizione altri 2 liberi, dato lui il tiratore designato di questo tecnico. Due su 2. Due su 3. Rimbalzo premia l'UBC. Si è rimessa dal fondo proprio per la squadra di Udine. Trevisini, De Simon. Cautiero blocca, poi rolla. C'è il canestro di De Simon per il -5 dei bianco-blu. Gallo. Gioco rifiutato, va su Gallo, non arriva il fallo, c'è solo la palla persa da Federico Gallo, che chiede per gentilmente un fallo all'arbitro. Il fallo non è stato fischiato. Time out richiesto da coach Beretta, allora sul P5 per corno. Andiamo a prenderci un minutino di pausa. È appena ricominciato il gioco al Palasport Benedetti di Udine. I padroni di casa dell'UBC sono sotto dei 5 punti, 5 lunghezze contro perché a mio avviso erano favoriti alla vigilia, ovvero quando di Rosazzo. Trevisini non è d'accordo con quanto detto dal sottoscritto, mette 3 punti che vogliono dire -2 e partita che si riaccende nuovamente. Bosio dalla lunga distanza! Max Bosio! Entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Cautiero, Barazzuti si danno fastidio un po' da soli i giocatori dell'UBC. Poi Trevisini non va a segno. Gli ultimi 30 secondi. Silvestri, il taglio di Cossaro. Bravo Cossaro poi a fintare. Non trova spazio, l'uscita. Baissero non vuole andare al tiro. C'è spazio per Silvestri. Vuole lui andare a prendersi il tiro. Niente da fare però. Ancora Cossaro. Ultima azione di questo terzo quarto. Silvestri.
niente da fare. Io avevo messo un timer completamente sballato, volevo mettere 29 secondi, ho messo 29 minuti. Vabbè. È finito il terzo quarto, punteggio che vede Corno avanti di 5 lunghezze, 43-45. Bellissima l'ultima conclusione di Bosio. Poi nulla di fatto nell'ultimissimo minuto. Ora ancora 1 minuto e mezzo di pausa per rinfrescare la mente, sia per noi che siamo qua a vedere, sia per chi è in campo, nonostante sia ottobre è ancora molto caldo. UBC già pronto a rientrare sul parquet. Noi ci prendiamo però giusto 60 secondi di riposo meritato e poi torniamo qua in diretta dal Palasport. Ultimi 10 minuti di questa seconda giornata per UBC e Corno di Rosazzo. Le altre partite di oggi sono Dinamo Gorizia contro Spilimbergo, Contovel contro Cividale e poi l'ultima è Sacile Basket contro Tresse Cordenons. Gallo molto elegante, nonostante non fosse in equilibrio. Baissero trova uno spazio impensabile. Silvestri non va a segno, lo fa con questo secondo tentativo, ma bravo, molto bravo Baissero a trovare il compagno libero. Più 7 per la Caligaris adesso. Fallo subito dall'UBC, commesso da Federico Gallos, se non ho visto male. Trevisini si prende lui adesso il fallo, commesso da Cossaro, sarà viaggio in lunetta per lui. Bravo Trevisini a cercare il corpo dell'avversario e l'avversario è caduto nel tranello. L'abbiamo già detto, giocatore molto furbo, Giacomo Trevisini. Già 2 falli spesi quindi dalla Calligaris, invece per Udine Basket Club ancora 0 il computo. Uno su 2 per Trevisini. Cossaro, Silvestri, Bosio va a consegnare dalle parti di Cossaro. Inflazione di passi netta, chiarissima per Baissero. Palla dunque persa dalla Calligaris. Cambio, entra Favero fuori De Simon. Va a prendersi il pallone Trevisini. Dopo proprio il blocco di Favero. Trevisini va fino sotto, non c'è il fallo, l'aveva cercato Giacomo Trevisini. Federico Gallo invece dall'altra parte del campo. Il blocco di Silvestri non portato benissimo, c'è il cambio voluto e accettato dalla Calligaris e Gallo si prende questo arresto e tiro molto elegante.
49esimo punto per la Calligaris, infrazione di doppio commessa da Trevisin non vista dagli arbitri, poi fallo non sanzionato, qua un po' di confusione. Qua c'erano almeno 2 fischi che dovevano essere presi. La palla comunque rimarrà nelle mani dell'UBC. Favero esce dai blocchi, va da Monticelli, primo passo molto molto pericoloso. Infatti batte l'uomo, poi però non arriva il canestro. Cossaro subisce il fallo di Cautiero dovuto al pressing alto scelto dalla difesa udinese, una scelta che però non li premia, ferma solo il gioco ed è il primo fallo commesso proprio dalla difesa di coach Basso. Gallo a prendersi il pallone dopo lo scambio in off con Cossaro. Gallo va proprio da Cossaro, tutto libero. È un tiro difficilissimo quello, a discapito delle apparenze. Palla persa definitivamente dalla Calligaris. L'ennesima, una delle tante palle perse questa sera dagli uomini di coach Beretta. Favero a incaricarsi della rimessa. Barazzutti a correre. Brutta botta presa da Cossaro sul blocco portata da Pignolo. Poi palla persa quasi da Barazzutti. Per fortuna per lui Bosio non se n'era accorto. Allora solo una deviazione rimessa dal fondo per il bianco-blu. Il taglio sul fondo, pardon, la ripetizione di Monticelli, ma la palla va da Barazzutti. Eccolo Monticelli, rischia di perdere l'aggancio sul pallone. La stoppata è valida da parte di Bosio. L'ultimo tocco è di... L'ultimo tocco l'arbitro dice che è di Bosio, dunque sarà rimessa dal fondo. Bosio dice sì, ha ragione, l'ho toccata io. Gesto di grande fair play da parte di Max Bosio. Barazzutti a rimettere sempre da quel fondo campo. Baldin invece sul cubo dei cambi pronto, mentre Basso sta discutendo col tavolo. Assieme a lui c'è l'arbitro Gorza da Gorizia. Ancora gioco fermo. Dopodiché probabilmente Baissero uscirà dal rettangolo di gioco. Al suo posto entrerà, come detto, Carlo Baldin. Cambio anche per l'UBC. Esce con il numero 11 Favero, entrò con il numero 10 De Simon. Esce con il numero 21 proprio Baissero dentro Baldin. Si può ricominciare a giocare. Avviso, nuovo avviso per coach Basso. Ovviamente al prossimo tecnico verrà espulso il coach del Udine Basket Club. Fa prova un tiro impossibile, Pignolo. È impossibile, infatti, è anche nel risultato. Silvestri. Palla persa da Silvestri che era penetrato sul fondo. De Simon, lo scambio con Cautiero. Bravo De Simon a trovare il fondo della retina. 43-49, meno 6, 7 minuti da giocare. Silvestri rimedia all'errore precedente, riporta a più 8 i suoi. De Simon, Cautiero. La finta di consegnato per Monticelli, poi va andare fino sotto il canestro. Molto bravo qua Cautiero a risolvere una situazione che per lui era diventata complicata. Cossaro. Baldin. Bosio. Decide di tornare da Gallo. Vorrebbe il blocco di Bosio, un blocco tra piccoli, quindi
Gallo, non grandi idee per la Caligaris qua, ma c'è spazio per Gallo che si prende la tripla, non va a segno. C'è il rimbalzo offensivo che premia Carlo Baldin. (45-51), pardon, mi hanno perso i 2 punti segnati da Cautiero. Gallo effettuare la rimessa dal fondo, il fratello maggiore del Gallo che milita in A2 con la maglia di Piacenza. Barazzutti, De Simon, la confondo, De Simon, niente da fare. C'è però il fallo subito dal numero 10 in maglia bianco-blu. Esce Barazzutti, entra Trevisini, esce anche Gallo, entra Mainardi dopo tanti minuti di panchina. Rimessa laterale. Sul posto c'è De Simon. Vignolo, la ricezione. Trevisini a prendere il consegnato. Cautiero, il blocco. Si allarga Cautiero. Pick and pop per lui. Non va a bersaglio. La sua conclusione. Trevisini, tanto spazio per il numero 6. Altro errore per l'ex del match. L'ultimo tocco poi è di Pignolo dopo che Baldini intelligentemente aveva fatto sbattere il pallone sulle gambe del numero 12 maglia bianco-blu. Allora Mainardi a gestire il possesso, affrontato da De Simon. Pressing molto molto forte quello di De Simon sul numero 8 in maglia rossa. Mainardi rischia di perdere palla, ritrova il controllo, poi la partenza di Mainardi dopo scambio, arriva l'assist per Bosio che è andato su con intenzioni molto molto serie, forse anche quella di schiacciare. È dato il contatto, è arrivato comunque il canestro. 53-45, nuovo più 8, e partita che per l'UBC sta sempre di più sfuggendo dalle proprie capacità, perché ormai mancano 4 minuti e 50 secondi alla fine della partita e si può recuperare fino a un certo punto. Bosio ci prova da 3 punti, l'errore, c'è stato anche il contatto, ma era fuori equilibrio, gli arbitri hanno preferito non fischiare il fallo. De Simon vede nell'angolo libero Favero che deve segnare questa palla che va dentro. 3 punti per il numero 11 Favero. Meno 5 nel momento del bisogno. È arrivata la tripla di Michele Favero. Cronometro che si è fermato a 4:14. 2 falli quelli commessi dall'UBC, 3 invece quelli per Corno. Tanti cambi, fuori Trevisini, fuori anche De Simon, dentro Monticelli, dentro Barazzutti, rientra in campo Tommaso Silvestri per la Calligaris, fuori invece il numero 21 Baissero. Ancora Bosio a lamentarsi con l'arbitro per un mancato fischio proveniente sulla situazione precedente. Non si capisce bene se sarà rimessa dal fondo o se saranno 2 tiri liberi. 2 tiri liberi, dice l'arbitro. Anzi no, rimessa dal fondo. Perché che viene asciugato malamente, visto che vedo ancora la chiazza. Speriamo nessuno si faccia male. Cossaro. Fallo fischiato a
Favero. Prima ancora che la palla fosse rimessa in campo. Dunque, terzo fallo per l'UBC. Arriva adesso lo strofinaccio per pulire il campo. Baldin, la finta di consegnato per Mainardi, arriva Cossaro. Scusate, Mainardi riceve la spara, arriva il rimbalzo offensivo dopo l'errore. Il rimbalzo era di Silvestri, che è andato a segnare 2 punti facili per lui. Cautiero torna fuori dove c'è Barazzutti, vuole andare fino in fondo, lo scarico. Arriva la palla recuperata da Bosio che corre in contropiede, 1 contro 2 contro 3, decide di arrestarsi. Il tiro non una grandissima scelta, anche perché 2 suoi compagni erano caduti a terra ed erano rimasti in fase difensiva, nella metà campo difensiva. Tre 29 ancora sul cronometro di gioco. 48-55. Ciò significa 3 possessi pieni di vantaggio per gli uomini di coach Beretta. Mainardi. Cossaro. Si va dall'altra parte dove c'è ancora Mainardi. Il pick and pop di Silvestri, poi vuole giocarsi l'1 contro 1. Baldin contro Cautiero, vince Cautiero che fa partire in contropiede l'UBC. Monticelli ha tantissimo spazio, l'errore di Monticelli, non bene stasera al tiro il Monti. Mainardi rischia di perdere il pallone, c'è il fallo subito da Mainardi. Si scusa De Simon, anche Barazzutti va a dare una mano a tirare su l'avversario. Ancora dunque rimessa nell'altra metà campo, quella difensiva per la Calligaris. Bravo qua Silvestri a vedere la disattenzione di Pignolo nel marcarlo. Bravo qua però Pignolo che rimedia immediatamente. Sceglie di fare una cosa troppo difficile, forse un po' troppo stanco per farla. C'è tantissimo campo per Bosio che va su contro il più piccolo, almeno di statura, Trevisini. È il 56esimo e 57esimo punto per la Calligaris. Vuol dire anche più 9, massimo vantaggio del match. Trevisini qua stava per perdere un pallone sanguinosissimo. Ecco un'altra quasi palla persa. Barazzutti, lui a mettere ordine in attacco, ma c'è l'errore di De Simon. Udine veramente alle corde col fiato, almeno sembra dalla nostra postazione. Mainardi. Cambio accettato dall'UBC. È arrivato il fallo però di Cautiero che non poteva reggere la velocità di piedi di Mainardi. Baricentro nettamente più basso per il giocatore maglia Calligaris, e oggi probabilmente il migliore dei suoi. Con 1,55 da giocare è arrivato il time out richiesto da coach Basso per l'UBC. Allora ci prendiamo un minutino di pausa e poi torniamo in diretta dal Palasport. Manlio Benedetti.
Bonus esaurito, tra l'altro, per Udine Basket Club, invece 3 i falli spesi fino a questo momento, ovvero 8 minuti e 5 secondi per Corno di Rosazzo. I secondi che mancano al termine sono 115. Così veloce calcolo, 60 più 55. Alla regia Matteo mi guarda attonito. Più 10, massimo vantaggio di questa partita, ritoccato da Corno di Rosazzo. Ci pensa subito Trevisini a riportarlo a 7 il divario. Fallo commesso da De Simon, sarà un nuovo viaggio in lunetta per Bosio. Ecco, probabilmente Mainardi e Bosio questa sera si contendono il premio di MVP. Poi chiediamo a Matteo Avena quale sarà l'MVP di oggi. Dai, tu pensi, o il 9 o l'8 di Corno, tu pensaci. Uno su 2 dalla lunetta per Max Bosio. La palla recuperata da Corno, Mainardi, serve Silvestri che va al tiro, niente da fare. Ancora Silvestri a prendersi da solo il rimbalzo. E partita che si chiude definitivamente. Ci prova De Simon con un ultimo sussulto di vita, ma che altro un tentativo senza costruzione, senza capo né coda. Allora, con ancora 65 secondi da giocare, possiamo anche dire partita chiusa. Corno fa 2 su 2, si porta a punteggio pieno in campionato. UBC continua la sua striscia negativa, perdendo anche la seconda e anche la prima in casa. Quest'ultima azione di Cautiero può essere benissimo la fotografia dell'intero match. 35 secondi sul cronometro. Mainardi vuole comunque attaccare, fa sul serio. Grande step back di Mainardi, pulitissimo anche in questa circostanza. 63-51. Canestro per l'UBC, ridurre un po' il divario. Il canestro è stato da 3 punti, quindi 54-63, meno 9. Ancora 18, anzi quasi 19 secondi da giocare. Gallo ancora in lunetta con il fallo subito. Ma questi tiri liberi saranno solo a decidere un po' il risultato finale e i tabellini finali, che noi non sappiamo, dunque decideremo l'MVP un po' a sensazione, zero statistiche per noi. De Simon. Ultimo possesso di questa partita, 6 secondi, 5, 4. Anzi no, ci sarà ancora un secondo da giocare perché la testa di Cautiero era già in panchina. Chiama addirittura time out. Anzi no. Non ho capito bene cosa è successo. Solo cambio. Non ho capito. Alla fine è arrivato il timeout chiamato da Coach Beretta, ma non abbiamo capito perché non c'è stato nessun colloquio, niente.
e il possesso riprende dal fondo. Quindi probabilmente un errore di chiamata che c'era da prima e Coach Beretta si è dimenticato di togliere la richiesta. Finisce così al Palasport Benedetti di Udine. Corno di Rosazzo batte i padroni di casa dell'Udine Basket Club per 64-54 e continua la cavalcata a punteggio pieno in quello che è il campionato di Serie C, né Silver né Gold, quest'anno C unica, Friuli Venezia Giulia. E questi saluti delle due squadre. E arrivano saluti anche da parte di Luca Dalla Marta per Sport House, che ringrazia il qui presente Matteo Avena che ha fatto da regia oggi. E dunque saluti, abbracci e baci. Perdo solo in qualche istante per dirvi gli appuntamenti della prossima settimana. Anzi, non li so. Quindi non ve li dico, vi dico però che non ci sarà una diretta la prossima settimana, ci sarà la settimana dopo, molto probabilmente Gorizia contro Corno di Rosazzo a Gorizia. E quindi da Luca da Marta un saluto, ci si rivede fra 2 settimane. Ciao!